È il momento della Tribute Band. Amici, buongiorno a tutti, ben trovati anche questa mattina, primo appuntamento ufficiale perché finalmente apriamo questo appuntamento con le Tribute Band, apriamo alla grande. Avete ascoltato in questo momento Nek, il suo nuovo singolo, tra l'altro oggi esce pure l'album dal titolo Unici, album omonimo, un grande in bocca al lupo chiaramente al nostro Filippo Neviani, a Nek, ma noi oggi non abbiamo qui Filippo Neviani, non abbiamo qua il vero Nek, ma abbiamo un altro Nek che possibilmente è anche meglio, dai, prima di tutto perché è siciliano, quindi lo salutiamo subito e salutiamo Daniele, il Nek for Experience e Fabrizio qui oggi live, chitarra e voce, buongiorno. Buongiorno a tutti. Voi. Benvenuti intanto, che bello. Grazie. Che poi ci somiglia pure ragazzi, quindi se avete voglia di vedere anche quello che sta accadendo in questo momento su Studio 90 Italia live, studio90italia.it, cliccate su Vedi la diretta e ci guarderete anche attraverso il nostro video. Intanto benvenuti, buongiorno. Grazie dell'ospitalità. A parte la somiglianza, che quella, Sì. vabbè, si vede, si nota subito, anche nella voce, che tra poco, insomma, ascolteranno anche i nostri amici. Ma la tua passione per Nek, Daniele, quando è cominciata? Perché fare una tribute, insomma, Sì. è... Allora, la passione, diciamo che è cresciuta col passare degli anni, anche vista la mia somiglianza. Però la passione vera e propria per Nek nasce circa 10-12 anni fa. Diciamo è nata in concomitanza con la conoscenza della mia ragazza ed è nata, che salutiamo Marzia. Ciao. Ok. E da lì? Da lì praticamente abbiamo ascoltato il primo, diciamo, uno degli album storici dove c'è Laura non c'è, Lei, Amici e tutto il resto, ed è nata così, diciamo, inizialmente un ascolto, poi io da sempre ho cantato, da sempre mi hanno accostato involontariamente a Nek, quindi questa somiglianza, e io negli ultimi 2-3 anni, diciamo, che ho fatto di una somiglianza una piccola attività. Perché girate molto? Sì, giriamo molto e abbiamo, diciamo, fondato questo tributo a Nek for Experience, che tra l'altro ci trovate anche su Facebook alla omonima pagina. Nek, cioè, ci tengo a precisare che il 4 è 4, quindi scritto a numero. E mi raccomando, 4 sempre a numero e sempre 4 in italiano, Esatto. Anche in italiano, Esatto. dai. Nek non è Nek Esatto. 4 Experience, ma è Nek 4 con il 4 Experience. Buona scelta aver utilizzato il 4. È nato questo nome perché, diciamo, che il progetto è nato per emulare, tra virgolette, un quartetto che ha fondato proprio Nek, si è chiamato Quartet Experience. Dato che lui è un bassista e io sono bassista, la forza, diciamo, principale del gruppo nasceva dai 3 strumenti principali, che sono la batteria, basso e chitarra. Noi abbiamo nella band 2 chitarre, un basso e una batteria, quindi il quartetto è completo. Il quartetto c'è. Esatto. Io farei una cosa, visto che siamo in diretta, siamo live, siamo anche in video, vorrei immediatamente ascoltare questa voce e questi Nek for Experience, versione chitarra e voce questa mattina. Salutiamo anche Fabrizio. Ciao Fabrizio. Salutiamo anche... Che non abbiamo sentito per niente, infatti. Ci sono, eh? Eccolo, c'è. Cosa ci fate ascoltare? Un pezzettino così cominciamo un po' inizierei a sognare. con uno dei pezzi più forti. Lascia che io sia. Ladies and gentlemen, rigorosamente dal vivo Nek for Experience, Lascia che io sia. Io non ti chiedo niente, il tuo saluto è indifferente, mi basta, ma tu non puoi più farmi male da starci male, non vali più di questa luna spenta. Ricorda che mi scegli a me, lascia che io sia il tuo brivido più grande e non andare via, accorciamo le distanze nelle lunghe attese tra di noi, io non ho confuso mai braccia sconosciute con le tue. Oh, yeah.
Ma facciamo un grandissimo applauso, io Ma lo faccio grazie, anche da sola, dai, grazie. aiutatemi, Giacomo e Marzia che sono anche qui, aiutatemi, siamo in pochi ma ci siamo, e il grande applauso è quello che arriva anche dagli ascoltatori, ne sono sicura, di Studio 90 Italia. Intanto vorrei salutare Elisa che mi ha chiesto a tal proposito di ascoltare un brano di Neck dal titolo, indovinate un po'? Uno di questi giorni, non lo potevate sapere ovviamente, uno di questi giorni. Solo che noi facciamo una cosa, ci fermiamo giusto un attimo, torniamo tra poco e vediamo, Elisa, se anche un pezzettino Daniele Dai, e vediamo Fabrizio cosa possiamo riescono fare, a dai. accontentarti. Torniamo tra poco, Studio 90 Italia con Neck for Experience, tributo a Neck. A proposito di Laura Pausini e di questo suo nuovo singolo, tra poco, magari al prossimo intervento, prima di concludere, ci sarà una sorpresa per i nostri ascoltatori. Intanto saluto anche Marzia che sta facendo la diretta, saluto anche Giacomo alla regia. Abbiamo, a proposito di tributi, anche un tributo praticamente nel tributo, perché abbiamo anche Laura Pausini. E Esatto. avendo anche Laura Pausini ne approfittiamo. Perché no? Ne Dai. approfittiamo e Sì. dopo ci sarà anche Laura Pausini. Intanto volevo semplicemente conoscere un po' meglio i Neck for Experience e quindi Daniele in questo caso, il nostro Neck, perché sono curiosa di sapere quali sono le cose che avete simili tu e Neck. Ci sono delle somiglianze a parte fisiche? A parte fisicamente e leggermente vocalmente, perché secondo me lui ha una voce straordinaria. Una delle particolarità che mi lega molto a lui è la dimenticanza. Ecco. Ecco, mi svelava questo, perché La memoria cosa breve. combina La memoria Neck? breve, io dovrei mangiare solo fosforo. Neck è famoso per non ricordare mai le parole dei suoi pezzi, come me, neanche dei miei pezzi, perché anch'io scrivo dei pezzi. Confermo, Confermo assolutamente. E nei concerti cosa combina? Considera che noi nei concerti, Sì. o perlomeno io, ho Sì. un monitor davanti, 52 pollici, e con tutto ciò, dove ho i caratteri da orbi, come dicono a Sì. Catania, invento parole nuove. Ecco, vabbè, c'è Però sempre, però c'è scrivo- sempre fantasia. Sì, però credimi che poi i testi sono anche molto funzionali, cioè riesco a scrivere delle cose sensate questo è importante. mentre canto, ecco. Quindi comunque è un progetto, a prescindere da Neck for Experience, un progetto anche tuo. Sì, diciamo che quello lo coltivo da una vita. Ripeto, il progetto Neck è nato solo per poter lavorare un po' di più. Poi accanto c'è sempre il mio percorso primario, che è quello di Daniele Barbagallo. Ecco. Quando si pensa a Neck, una delle prime canzoni che viene in mente, non perché sia la più bella, ma perché probabilmente forse è quella che l'ha reso più famoso, e si pensa a Laura non c'è. Ovviamente è vero? sì. Quindi ne approfitterei proprio per ascoltare un pezzettino live di Dai, Laura ci non sto, c'è. ci Ci sto. sta, Sì, ci sì, sta. sì, Ce l'abbiamo, ci sto. questo sì. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male lui non sa che non mi è mai passata. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa fare. Credo che sia logico, per quanto mi possa fermare, lei c'è. Ma che voce, ma che bravo Daniele, veramente, Grazie. bravissimo, bravissimo. Grazie. Sembrava di avere Neck qui praticamente, no, bravo davvero, complimenti Grazie. ai nostri Neck for Experience. Facciamo un regalino ad Elisa?
La salutiamo Elisa, che prima mi aveva detto un pezzettino di uno di questi giorni, proprio due note, solo due note. Elisa, giusto per salutarti, perché sei stata carina ciao, inviare Elisa. inviare questo messaggio. Poi ci fermiamo un attimo e andiamo a pescare anche Laura Pausini, che fa il duetto con Neck, mi pare giusto. Uno di questi giorni andiamo via. Penseranno che ci siamo persi, cosa vuoi che sia? E tu metti un bel vestito, quello giusto, quello che ti toglierei. Se chiudi gli occhi, giuro che ti porto dove vuoi. Ci siamo solamente noi, solamente noi. È più di un giuramento contro tutto, cadremo e ne verranno d'inverni, abbracciami e dormi. E con uno di questi giorni ci fermiamo giusto un attimo, torniamo tra pochissimo. Ancora in diretta, buongiorno da Paola 4, venerdì 14 ottobre, weekend, abbiamo aperto questo appuntamento e ogni venerdì ci sarà una tribute band. Quest'oggi c'è la tribute band di Neck, ovvero Neck for Experience, con Daniele, con Fabrizio, che abbiamo conosciuto già nel corso del nostro appuntamento, però abbiamo una sorpresa, perché dovete sapere che il tributo nel tributo, cioè abbiamo oggi il tributo nel tributo, esatto. perché lei, Marzia, ciao, benvenuta, Ciao. ha il tributo a Laura Pausini. Sì. Quindi Esatto. sono venuti insieme e abbiamo capito che nel frattempo loro hanno anche fatto un concerto insieme, Sì. perché sapete benissimo che Neck ha duettato con Laura Pausini. Mhm. Quale migliore occasione, se non questa, per riproporre questo duetto? Ascoltiamo un pezzettino di Neck con Laura Pausini in questa canzone bellissima che presentate voi. Ok. Sei solo tu. Ok. Sei solo tu, Sei solo nei giorni miei, sempre più dentro me. Sei solo tu, Sei solo a dirmi che solo tu Sei dentro me. Che bravi! Una pillola. Una pillola, un invito ufficiale per Marzia a tornare magari poi col tributo a Laura Pausini, ok? Sì. Va bene, Ok. va bene. È un invito ufficiale. Finiamo invece con... Paola, scusa se ti rubo 30 secondi. Volevo salutare il resto della troupe. Certo, Il assolutamente. resto della sì. band sono Andrea Rosa alla batteria, Sì. che saluto, e Marco Miceli all'altra chitarra, un altro grandissimo musicista insieme ad Andrea, diciamo che sono stati loro a rendere ufficiale questo tributo, perché mi hanno aiutato tantissimo. E noi sicuramente, insieme agli ascoltatori di Studio 90 Italia, andremo a vedere dal vivo molto presto i Neck for Experience e andremo anche ad ascoltare, perché no, Daniele Barbagallo. Ecco, Daniele Grazie. Barbagallo Grazie. con il suo progetto. Per il momento ci salutiamo qui. Ci salutiamo con un'altra canzone di Neck, ovviamente. Grazie per essere stati Grazie con a noi. te, grazie a te A te. veramente. È stato un grande piacere. Ci salutiamo con una canzone del 1998. Ebbene sì, che vabbè, ovviamente non lo sa lui. Si chiama Se io non avessi te. Vi lascio ai microfoni in Studio 90 Italia live in Neck for Experience e noi torniamo dopo. Se io non avessi te, forse mi arrenderei. Tu sei la prima che fa un viaggio dentro me e poi non molla mai. Se io non avessi te, che alternative avrei? Qualcuno ha detto già che non funzionerà, ma io non cambio idea, do retta solo a me e scelgo e riscelgo te. Sai